È gravissimo, un operaio di 52 anni, ennesima vittima di un infortunio sul lavoro. Erano le 8 quando l'uomo, dipendente della ditta Tormec di via Monte Pasubio a Pove del Grappa, è rimasto con il braccio schiacciato sotto il tornio su cui stava lavorando. Immediati soccorsi da parte dei colleghi che hanno allertato il SUEM 118. Il 52enne è stato trasportato in codice rosso al San Bassiano. Non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono molto serie e rischia di perdere l'arto. Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spisal che stanno cercando di capire le cause dell'incidente. Incidente che va a confermare un triste primato in cui versano la nostra regione e la nostra provincia in merito ai decessi sul lavoro e alle denunce di infortuni sempre sul lavoro. Vicenza Provincia conta ben 5.792 denunce, seconda dopo Verona 5.951 registrate nei primi 5 mesi del 2023. E un grido d'allarme arriva dai sindacati. Sono anni che noi ribadiamo insieme col governo e anche alla Regione Veneto sul fatto che c'è la necessità di investimenti importanti per l'assunzione di ispettori nuovi per quanto riguarda i controlli dello Spisal, perché purtroppo abbiamo pochi ispettori e tante aziende, pochi ispettori che purtroppo non riescono a coprire l'intero territorio. Su questo continuiamo a batterci, continuiamo come sindacato a sollecitare perché questi finanziamenti vengano fatti e queste assunzioni vengano fatte, quindi si deve accelerare il tutto, perché gli infortuni non si fermano.